Sono passati oltre 20 anni, le altre regioni sono andate avanti, ahimè la nostra, che pur ha parametri di eccellenza assolutamente significativi, nell'elisoccorso paga il pegno di essere una Cenerentola. I primi nel 1998 a sperimentare fra le Dolomiti il volo notturno, gli ultimi oggi nel contesto dello scacchiere nord italiano a poter garantire un servizio che con l'elisoccorso diurno è salvavita in un territorio come quello della provincia di Belluno. Dobbiamo uscire da questa impasse, dice il consigliere Fabio Bristotta, che è memoria storica delle tappe legate alla nascita di questo importante servizio. Posto che dalle parti alte della nostra provincia per arrivare ai reparti di eccellenza come la neurochirurgia, che di fatto bisogna andare a Treviso, i tempi di percorrenza sono significativamente elevati, superiori alle 2 ore in assenza di neve e traffico. Una condizione che non può essere permessa nella nostra provincia, che deve garantire ai propri cittadini gli stessi parametri, gli stessi diritti di qualsiasi altro abitante della pianura veneta. Le responsabilità di questo immobilismo? Io credo debba muoversi essenzialmente la Regione Veneto e ovviamente le nostre USL e la nostra USL, ma credo debba muoversi anche il territorio, la comunità, rappresentati dai sindaci, perché evidentemente non conoscono questa situazione che io credo possa essere in qualche modo assimilata a un pericolo, perché è un'assenza di un servizio salvavita. È di questi giorni l'ennesimo stop all'avvio del volo notturno annunciato per l'estate 2020, rinviato al 2021. Oggi un ricorso presentato da Eli Friula al TAR per la gara che lo scorso dicembre ha assegnato il servizio alla Babcock ex INAER rischia davvero di far diventare il volo notturno un miraggio. Di volo notturno ormai parliamo da decenni e deve essere assolutamente praticato, non tanto e solo per le questioni legate a significativi eventi sportivi di carattere internazionale, mi riferisco ovviamente ai mondiali e alle Olimpiadi future, ma è un bisogno della collettività, è un bisogno delle comunità della montagna e dell'utenza turistica già ora.